È uno dei luoghi della sofferenza, ma anche del possibile riscatto. Il carcere Petrusa di Agrigento, che l'arcivescovo, il cardinale Francesco Montenegro, ha scelto come luogo del Giubileo della Misericordia. E stamani, nel corso di una solenne cerimonia svoltasi all'interno dell'istituto di pena, Don Franco ha aperto la Porta Santa. È un luogo particolare. Là abbiamo aperto un cancello per loro ha un significato grande, non è semplicemente una porta. E quel cancello li tiene chiusi dentro, in quel cancello loro dovrebbero vedere, ecco allora il messaggio del Papa, la possibilità di uscire fuori ma soprattutto di aprire il cuore. È stata una messa normale, abbiamo parlato di misericordia e il Papa già nell'indizione dice che un luogo particolare dove poter vivere il Giubileo sono le carceri. E allora abbiamo fatto questo e credo che è stato un momento seguito e sentito anche dai carcerati, oltre che da chi era lì, volontari, personale che in varia maniera servono i carcerati. E anche per loro quel messaggio di misericordia, perché credo che il messaggio della misericordia interessi tutti. Nessuno può dire io no e gli altri sì. E allora parlando a loro ho dovuto esaminare me, spero che ognuno abbia esaminato se stesso e ognuno ha chiesto questa misericordia al Signore. Un luogo è il carcere che Don Franco frequenta spesso durante l'anno per dare conforto e assistenza ed è stato accolto con gioia stamani dai detenuti con i quali si è intrattenuto per parecchio tempo. Ancora più profondo forse è il momento in cui è andato a far visita ai carcerati che non possono incontrarsi fra di loro, che sono in un reparto particolare. Sì, io pensavo nella vita ci sono gli ultimi, ma se c'è sempre un ultimo che è più ultimo degli altri e questi fratelli che sono lì per le loro responsabilità, le loro colpe sono messi da parte anche nella popolazione carceraria. Sono passato per salutare anche loro perché anche loro meritano un saluto. Presenti alla cerimonia anche tutte le autorità, i capi di dipartimento, gli agenti, gli insegnanti, gli educatori e i volontari. La celebrazione è stata animata dal coro Magnificat diretto da Lidia Cavaleri. Ha significato per noi coro percorrere un cammino. Siamo tornati diversi, ci sentiamo cambiati perché abbiamo condiviso il dolore, speriamo di aver portato anche luce, musica, armonia e di aver dato conforto con la nostra presenza. I canti sono stati canti prevalentemente natalizi, tutti i detenuti hanno potuto partecipare alla liturgia anche cantando. Mi sono commosso, molto commosso per tanto dolore che c'è e per tante sofferenze che ci sono. Si respirava un clima di grande commozione, anche profondo, e c'è stata la testimonianza anche di qualcuno della popolazione carceraria che ha dato un messaggio che è toccante, che è un messaggio di speranza. I detenuti all'offertorio hanno scelto di portare anche un cappello da cuoco perché collaborano con il suo istituto. Sì, ed è stata una sorpresa gratitissima che ha fatto piacere anche a Sua Eminenza il Cardinale Don Franco, che ha accolto tra gli omaggi anche questo dato dagli alunni dell'alberghiero detenuti attualmente nel carcere di Agrigento. Dico, un'occasione molto bella anche per le parole che Don Franco ha rivolto ai detenuti, quindi indovinatissime, che hanno aperto il cuore sia dei detenuti, ma io direi anche di tutti i presenti. Oltre al carcere sono stati anche inclusi come santuari di sofferenza gli ospedali di Agrigento, Canicattì, Catari, Bere e Sciacca, ma anche i cimiteri. In ciascuno di questi luoghi nei prossimi giorni verranno aperte le porte del Giubileo della Misericordia.